tre Alpi carniche, bagnata dai fiumi, sorge l'antica e ridente cittadina di Stilimbergo. Nelle vie eternamente affollate di biciclette agili, strutture e linee architettoniche tipicamente venete ricordano il dominio della Serenissima nel taglio delle piazze e nella curva dolce delle arcate. Ma l'arte non è contemplazione del passato, è la culla dei futuri artefici del mosaico, allievi della scuola mosaicisti del Friuli. Giungono in bicicletta anche dai numerosi paesini dei dintorni. Seri e disciplinati, gli allievi dei 4 corsi si accingono a dare inizio alla loro giornata. Fin dal limitare li saluta l'immagine del mosaico che darà loro vita e lavoro. L'attrezzo sostituisce la penna, la pietra prende il posto dei quaderni. Sui banchi comincia la danza ritmica e precisa tra il martello e il ciottolo. Sotto le mani esperte le pietre vengono sminuzzate. È il primo lavoro per conquistare la perfezione nel taglio. Un primo saggio semplice di ciò che nasce dalle mani degli allievi, un pavimento di tipo rustico, incrocio tra l'arte muraria e il gioco a incastro, tema utile di esercizio per il braccio, la mano e l'occhio. Tutto proviene dalla natura e sul greto del pagliamento, del cellina, del cosa, del meduna, il tempo ha depositato un fiorito e spontaneo mosaico dai colori dell'iride. Di qui presero il primo suggerimento l'ingegno e la fantasia dell'uomo. La ricerca è lunga e paziente. Una vera caccia e pesca al sasso più bello. Poi i colori pietrificati vengono selezionati attentamente e infine rinchiusi in sacchetti di tela. Breve è la strada del ritorno a scuola. Nei sacchi c'è adesso un singolare tesoro di pietre che diverranno preziose. I più piccoli, come al solito, s'appoggiano ai più grandi. Dopo un'ultima cernita, i ciottoli fluiscono sui banchi. Occhi e mani esperte e rapide scelgono a gara i migliori. E c'è chi ha fretta di cominciare, anche se il martello è più grande del martellatore. Non si picchia a caso. Colpo dietro colpo il ragazzo sa far nascere tra le sue mani da un ciottolo la famosa tessera, quadratino preciso, squadrato sapientemente, base indispensabile di qualsiasi lavoro a mosaico classico, dal più complicato alla semplice scacchiera. La istruzione degli allievi è completata dallo studio della matematica e del disegno, geometrico e ornato, basi della preparazione di un buon mosaicista. Sulla lavagna i favolosi pesci volanti vengono divisi in quadratini per indicare la futura collocazione delle tessere che formeranno il mosaico. Il disegno della lavagna prende peso e forma concrete con le accurate rifiniture e i colpi esperti e brevi della martellina nelle mani istintivamente abili del fanciullo, erede di un'arte tradizionale tramandata da padre in figlio. Il lavoro prosegue concentrato anche se il naso pizzica. E quando si tratta di raffinare il materiale, laddove non arriva il paziente martello, giungerà la veloce mola. Gli allievi prossimi all'esame di maturità affrontano temi più arditi. Sfilano sui tavoli i più vari e complessi motivi ornamentali, prova concreta dell'abilità raggiunta. Siamo già al punto in cui lo studio è ormai divenuto vera e propria creazione artigiana. Dalla pittura al mosaico si dovrà tradurre in tessere colorate l'opera abbozzata dal pittore. Su un foglio di carta già diviso in quadratini, ove andranno le pietre, l'allievo esegue la riproduzione del brano che gli è stato affidato. La tecnica è quella del disegno a rovescio, come su uno specchio, che richiede esattezza e passione. Un'occhiata alla tavolozza del mosaicista. È il reparto smalti, singolare schedario che racchiude campioni di 3000 gradazioni diverse di colore, in tavolette di pasta vetrosa. Con il modello alla mano, l'occhio sceglie con cura.
ma imbarazzante è la scelta. Fra le 3000 sfumature c'è da trovare quella che più si adatta alla intolazione policroma dell'opera musiva. Scelto il campione, nel magazzino in scaffali numerati, l'allievo troverà gli smalti a completare la gamma cromatica che le pietre e i marmi non possono fornire. Gli smalti soddisfano ogni più raffinata esigenza del mosaicista. Un ultimo sguardo allo schema parziale del montaggio del grande affresco ancora scomposto. Ogni allievo incastra poi i lavori elaborati in precedenza da solo nello schema generale. Dal particolare si torna all'universale e l'opera, all'inizio frantumata in 1000 pezzi, si ricompone brano a brano in una sola unità, frutto di un geniale lavoro collettivo. Il lavoro è compiuto, ma è ancora al rovescio. Applicata sulla superficie da decorare, la carta scopre il mosaico, che finalmente appare come resterà per secoli. Tirati a lucido e levigati, colori e immagini emergono brillanti. La magia del mosaico è compiuta. La sorpresa si ripete all'infinito, sempre differente nei suoi motivi. Un gesto affettuoso, quasi di rito, scopre l'impronta bizzarra e scintillante del mosaico sul vaso. Il lavoro attento e paziente prosegue. La scuola professionale di Spilimberg, unica nel suo genere in Italia, è largamente conosciuta per i suoi lavori in tutto il mondo. L'arte sacra preferisce ancora, come nelle età più antiche, affidare alle nobili e tradizionali tecniche del mosaico i temi delle sue storie più celebri. Una per una, incollate sul disegno a rovescio, le tessere di pietra o di smalto vengono applicate con pazienza da Certosino. Meno legata all'antico metodo, ma efficace, la tecnica del mosaico pittorico ritrae sembianze e immagini ispirate al gusto delle scuole più tradizionali. Dall'austera fissità del classico mosaico romano alla vivace festa friulana, applicata direttamente alla parete con il vecchio sistema. Poi la riproduzione in mosaico di una fotografia offre un vero e proprio saggio di virtuosismo e lo sguardo di pietra dà vita all'arida materia in cui rivive un famoso poeta friulano. I più grandi e i più esperti lavorano anche loro, montato su tessere di vetro verde. L'antica alchimia ritrova qui i gesti attenti dell'artefice che maneggia con precauzione il metallo prezioso nascosto dal vetro. Ma rovesciato il vetro, l'oro torna a splendere sulla parete in pregi fantastici di stile bizantino. I colori avanzano animati e compatti nella sinfonia calma e serena dei mosaici da pavimento che ripetono motivi e toni della grande scuola pompeiana. La perfezione e l'accuratezza dei lavori, creati come opere di studio, sono il frutto della serietà e dell'applicazione coscienziosa degli oscuri e laboriosi artefici del mosaico. Anche per lettera restano sempre legati tra loro e vicini, come membri di una sola e grande famiglia. Il direttore ne è il fulcro e il centro, al quale si indirizzano le domande di ex allievi, che chiedono personale specializzato anche dai paesi più lontani. Il giovane allievo, terminato il corso, riceve ancora insegnamento e consiglio dall'esperienza consumata del nonno, un vecchio artigiano le cui mani sono ancora capaci di lavori eccezionali, in mosaico a rilievo, testimonianza esemplare di un'opera che dall'antica cittadina varca i confini d'Italia, va oltre gli oceani, nei più lontani paesi, ove oggi gli artefici del mosaico tengono alta la fama dei mosaicisti italiani, che lasciarono un'impronta di bellezza ovunque giunse il tocco delle loro mani preziose.